Nino te lo porta al dolce, non? Perché c'è il dolce? Certo, ti hai fatto il tiramisù. Sì che lo voglio. Oh, io ti diavolo il cellulare. Mmm. Nonna, ma che ci hai messo in questo tiramisù? E cosa vuoi che ci abbia messo? Lo sanno tutti cosa ci vuole nel tiramisù, no? I savoiardi, il caffè e per la crema. Per la crema. Vabbè, se non ti va, non ne mangiare. Nonna, ma non prendertela. Non ho detto niente. Angela, è arrivato suo nipote. Ciao, nonna. Come stai? Ciao. Ti ho portato qualcosa che ti piacerà tantissimo. E te cos'è? Vieni, andiamo al tavolo. Tutto per me. Certo. Zia Caterina l'ha fatta apposta per te. Caterina? Caterina, la moglie di tuo figlio Roberto. Ah, sì, sì, certo. Me la ricordo. Te ne tagli un pezzetto? No, grazie, adesso no, dopo la mangio. Ok, va bene. Nonna, ma come vi siete conosciuti con nonno? È stato amore a prima vista? Beh, amore a prima vista, no. Diciamo che le nostre famiglie volevano che ci sposassimo e noi ci siamo sposati. E a te l'amore non interessava? Gavino è sempre stato una brava persona e a me già solo questo mi bastava. Poi però l'amore è arrivato. Sì, sì, è arrivato. Nonna? Nonna? Nonna, sono io. Oh, Nino me, tu sei? Dai ora che sei? Nonna, ma dov'eri? A messa. È che mi sono fermata a chiacchierare con le amiche, perciò ho fatto tardi. Ma hai lasciato il gas aperto. Di nuovo. Sicuro? Sì, era aperto. Eppure mi pareva di averlo spento. Nonna, cerca di stare più attenta le prossime volte. Te l'abbiamo già detto. Mi pareva di averlo spento. Non capisco, nonna. Io pensavo che avessi lavorato come sarta per tutta la vita. No, 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 no. Quando ci siamo sposati, io e Gavino abbiamo aperto un bar. Ma quando ero piccola con mie sorelle andavamo a raccogliere le olive nelle campagne del mio paese. E a scuola non ci siete mai andate? Ma certo, è teso Lega. Ho fatto la quinta elementare, cosa credi? La maestra diceva anche che ero la più brava della classe. Solo che soldi non ce n'erano per far studiare tutti e tanto nutre. E la musica? Che musica ascoltavi quando eri giovane? Mi piaceva molto Claudio Villa. E qual
qual era la tua canzone preferita? Non ti scordare di me. Io e Gavino ballavamo sempre con le canzoni di Claudio Villa. E questa? Sì, Francesco Ischina. Che c'è? È successa una cosa gravissima. Tua cugina ha litigato col padrino e adesso Roberto è andato in paese a sistemare la faccenda faccia a faccia. Maria ha litigato. Usa il gente che si occhi pari pari. Nonna, ma non è possibile. Stamattina erano tutti insieme al mare. Mi hanno anche mandato delle foto. No, ti dico che è così. Te lo giuro, ti dico che è così. Nonna, ma quindi hai partorito mamma in casa, da sola? No, da sola no. C'era la levatrice con me. E il nonno dov'era? Boh, sarà stato in campagna a lavorare. Il parto non è mai stata una cosa di uomini. Tanto lo so che volete cacciarmi via di casa. Stai calma, mamma, di cosa stai parlando? Perché? Chi ha cambiato la serratura della porta? Non sapete più cosa inventarvi per liberarvi di me. Mamma, ma sei matta? Se tu ci hai chiamato e non trovavi più le chiavi di casa. Scasciata. Ah, vero, sono scasciata. Scasciata. Siete proprio degli ingrati. Nonna, come vi siete conosciuti con nonno? È stato amore a prima vista? Beh, amore a prima vista no. Diciamo che le nostre famiglie volevano che ci sposassimo e noi ci siamo sposati. È sicuro, dottore? Purtroppo sì, signora. Le analisi ci confermano che è Alzheimer. Sì? Se n'è andata. Mi hanno appena chiamato dalla casa di riposo. Lei non c'è più. Preparati, dobbiamo andare a vegliarla. Immagini il suo cervello come un insieme di lampadine. Ognuna di queste lampadine rappresenta una parte del suo sapere. Piano piano queste lampadine vanno a spegnersi, però quando si spengono poi non si riaccendono più. Bella scoperta. Ho una certa età e le cose ogni tanto me le dimentico, ma se sono qui è per farmi curare da lei. Certo, assolutamente lei ha ragione. Infatti lei dovrà seguire una terapia. Io le darò una terapia da seguire, però è importante dirle che questa terapia serve per rallentare gli effetti della malattia, non per curarla. Ma che terapia è se non cura le persone? Ma che medici ci sono in giro se non Stai riescono a calma, curare la mamma. gente? Stai calma, mamma, non Sto è colpa, calma. non è colpa del Ma- dottore. Ha appena finito di dirmi che io dimenticherò la mia vita, i miei affetti. E io devo stare calma? Sì, devi stare calma, mamma. Francesco, per favore, porta via tua nonna e chiama zio. Che venga a prenderci subito. Va bene. Vieni, nonna, andiamo. Ma che ne sarà di voi bambini? Non ti preoccupare. Dai, vieni. Allora, nonna, qual è la cosa a cui tieni di più? Mia mamma mi diceva che quello che desiderava era vedere me e le mie sorelle grandi e realizzate. Io non capivo perché pensasse sempre a noi e non avesse un sogno solo per lei. Ora che ho dei figli, so che cosa intendeva davvero dire, finché proseguono felici con la loro vita. Allora anch'io posso andare avanti in pace.